One word to say, and everything runs just fine. How many times did you say the right time hasn't come? Why in fact you've been afraid, so it never has been done. Life calls for leaps of faith as you step deep into the dark. It's easy to break down, that's why you're still at the start. Everyone else flies high while you are bound onto the ground. Cycles keep on repeating, the wheel goes round and round. If you want something to be done, then you have to go for it. Don't waste your time, do nothing wrong. You just have to go for it. Something to be done, then you have to go for it. So when the time has come, pack your things and go. Today's gonna be the day where we destroy all the clocks, burn their remains down, get us out of their control. Many nights will pass by till your dreams become reality. All I know, we're good to go if we just accept we're free. Right now is the time to change. Right now is the time to love. Free from the way we feel. Nothing holds us down. This is the promise to the ones who lost belief in us. We will stand up to the world, earn back our trust. If you want something to be done, then you have to go for it. Don't waste your time, do nothing wrong. You just have to go for it. If you want something to be done, then you have to go for it. So when the time has come, pack your things and go.
something to be done. You just have to go. Pack your things and go for it. If you want something to be done, you just have to go for it. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo interpretato molto bene la partita, però c'è da dire insomma, che quando i risultati diventano così ampi sicuramente c'è qualcosa che non è andato anche da parte dei nostri avversari, che sicuramente sono stati penalizzati da una serie di episodi che ci hanno spianato la partita, poi il resto insomma, è venuto abbastanza di conseguenza a questo. Delle ammonizioni assurde con un conseguente cartellino rosso a Fedicino, secondo me, a mio modesto parere, veramente da non estrarre. Probabilmente questi 15 giorni ci permetteranno di ricaricare un po' le pile, perché siamo arrivati un po' corti a questa terza di campionato. Indubbiamente il fatto di arrivarci con 9 punti ci consentirà di lavorare con un minimo di tranquillità in più, ma siamo solamente alle battute iniziali e sappiamo benissimo che c'è molto da lavorare ancora. No, il mister l'ha detto, ha detto Emiliano non esce fino a che non fa gol, però è stata una fortuna perché era una palla che a rimbalzo ho messo il piede, grazie a Dio è entrata.